L'ordinanza la firmerò, se non stasera, domani. È già scritta, ovviamente siamo in un livello di allerta lieve, non siamo ancora in un livello di allerta che mi permette di firmare un'ordinanza imponendo dei razionamenti. Non lo vorrei mai fare, spero che piova. Però comincia a esserci un'ordinanza, vi anticipo già, che dà delle indicazioni. Siccità, pronta l'ordinanza regionale che al momento non razionerà ancora l'uso dell'acqua, ma darà una serie di indicazioni ai cittadini e alle istituzioni per non sprecare l'acqua. Tanto per dire l'irrigazione dei giardini piuttosto che il pozzo artesiano a gittata continua che sta lì a continuare a sprecare acqua quando si potrebbe magari chiudere con una saracinesca, con una valvola, evitando lo spreco dell'acqua. Sul fronte delle perdite della rete idrica ed irrigua denunciate dal Codacons con un esposto alla Corte dei Conti, Zaia auspica un nuovo piano infrastrutturale. Questo induce a pensare a un piano vero, io l'ho chiamato piano Marshall, di infrastrutturazione nuova, magari più vicina all'aridocoltura, quello che usano in Israele, e quindi micro irrigazioni a goccia, piuttosto che grandi reti di scorrimento che perdono tanta acqua. Intanto si continua a discutere di un piano a medio e lungo termine per raccogliere ed immagazzinare l'acqua piovana in grandi invasi e laghetti, con i consorzi di bonifica che sollecitano interventi urgenti. Non è possibile che in Veneto, solo perché non c'è mai stato il problema, si accumuli il 4-5% dell'acqua che cade piovana contro un 10-11% che c'è a livello generale di paese. Noi dovremmo arrivare al 50% per essere tranquilli. In Sardegna l'hanno fatto, in Sardegna riescono ad accumulare l'acqua che serve per 2 anni di siccità. Perché non lo possiamo fare in Veneto?